Allora, torniamo qui a noi. Accennavamo prima a un incontro che c'è stato importante, che si è svolto appunto ieri a Venezia. Vediamo l'intervento dell'onorevole Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera, che cosa dice al riguardo della questione pensioni. Insomma, è stato interpellato a questo proposito. Vediamo l'intervista. Un confronto oggi con i sindacati e governo per discutere su quello che sono le pensioni e le emergenze da affrontare. Sì, abbiamo parlato soprattutto di pensioni dopo il verbale di sintesi del confronto fra governo e CGIL e CISL UIL. La CGIL farà la sua mobilitazione, una scelta sindacale, una scelta autonoma. Per quello che mi riguarda come Presidente della Commissione Lavoro della Camera, il mio obiettivo è quello di portare quei risultati nella legge di bilancio e provare anche a migliorarli. Io credo che sia importante aver fatto un altro passo avanti che riconosce che non tutte le persone hanno la stessa aspettativa di vita. Per fare un esempio, chi svolge un lavoro gravoso, l'edile che sta a 67 anni su un'impalcatura non si può vedere, ha diritto ad andare prima in pensione. Diversificare anche il concetto di aspettativa di vita tra chi svolge un lavoro leggero e chi svolge un lavoro pesante è un'operazione di civiltà. C'è un'indicazione, dobbiamo ampliarla. La seconda questione alla quale io credo molto è fatto il passo dell'APE sociale che consente di andare in pensione a partire dai 63 anni svolgendo lavori gravosi, che questo modello non rimanga solo fino al 2018 ma rimanga per sempre. I 63 anni per i lavori gravosi devono diventare il punto di riferimento dal quale poter andare in pensione anticipata. Ecco, senta, lei ha preso il suo impegno appunto per aiutare, ma al governo che cos'è che si dice? Come viene affrontato questo argomento delle pensioni, dove si è deciso innanzitutto di aumentare l'età pensionabile in questo momento? Allora, l'aumento dell'età pensionabile, ad esclusione delle 15 categorie nuove che il governo ha individuato, quindi sono le 11 categorie che accedono all'APE sociale più 4 categorie di novità che sono gli operai dell'agricoltura, i marittimi, i pescatori, i siderurgici di prima e seconda fusione. Per queste 15 categorie non ci sarà l'aumento da 66 anni e 7 mesi a 67 anni, ma non ci sarà neanche l'aumento dei contributi, perché lei sa, non se ne parla molto, che altrimenti per andare in pensione oggi bastano 42 anni e 10 mesi, ma dal 2019 ci vorranno 43 anni e 3 mesi. Queste 15 categorie saranno esentate. Quindi bisogna che queste novità, che sono il risultato del confronto col sindacato, vengano portate nella legge di bilancio, diventino legge a tutti gli effetti. L'aumento per gli altri, quelli che non sono nelle categorie esentate, scatta dal 2019, ma era già una vecchia legge che lo prevedeva. C'è un pensiero appunto per cambiare questa legge, per avere un ricambio generazionale, che ad oggi l'Italia è considerata un paese per vecchi? Allora, io mi sono sempre battuto per questo ricambio. Il ricambio avviene se noi introduciamo questo principio di flessibilità nel sistema pensionistico, quindi non tutti insieme come se si facessero gli stessi lavori a 67 che poi diventano 68-70 anni a metà del secolo, ma anticipare con l'APE sociale. Questa è la prima operazione. L'altra grande operazione per un ricambio generazionale è molto semplice. Pensiamo alla pubblica amministrazione. Nei prossimi 5 anni ci saranno 500.000 lavoratori della pubblica amministrazione che avranno raggiunto l'età per andare in pensione in termini naturali, sulla base delle leggi. Bisognerà fare delle assunzioni mirate, sbloccare il turnover. Allora lì si aprirà, come si aprirà con la flessibilità nelle aziende private, uno spazio occupazionale per i giovani. Il governo si rende conto che i giovani stanno emigrando all'estero? Se ne rende perfettamente conto. Io penso che una misura, una medicina contro la migrazione dei giovani all'estero sia appunto il turnover nelle aziende pubbliche
e nelle aziende private, non c'è altra soluzione. Per questo mi sono sempre battuto per abbassare l'età della pensione in modo flessibile. Allora, eccoci in studio, dopo un po' commenteremo anche l'intervista, però abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno a lei e al suo ospite. Ospiti entrambi, i due ospiti, da dove chiama, scusi? Sì, io chiamo dal Montagnanese, della provincia di Padova. Sì, prego, dica pure. Niente, guardi, io le dico una cosa. Io più che una domanda è come una telefonata di protesta. Sì. Perché allora, adesso si parla di pensioni, no? Di categorie esentate per via di lavori usuranti, no? Allora, io le spiego, io è 40 anni che faccio il verniciatore di mobili. Come me ce ne sono tanti verniciatori di carrozzerie, verniciatori del ferro, che in busta paga, almeno parlo per me, percepiamo il 10% come lavoro nocivo. E a livelli pensionistici lo Stato non l'ha ritenuto usurante. Se è nocivo, nonostante che l'azienda ci fornisca le maschere, gli impianti di aspirazione, le tute, i guanti e tutto quello che ci può essere, noi non siamo ritenuti un lavoro usurante. Io vorrei no, una cosa. I nostri cari ministri che ci sono stati fin adesso, ma non parlo ministri di sinistra, di destra, di centro, tecnici, io li vorrei mettere tutti al nostro posto, fare il nostro lavoro, vedere cosa riescono alla sera, come riescono a essere quando escono dall'azienda. Ecco, io solo questo che volevo dire. E ringrazio per la vostra disponibilità di poter aver chiarito questa faccenda. Grazie e buona giornata. Grazie molte della sua telefonata, grazie al nostro telespettatore. Daniele Tronco è un esempio. Prima l'onorevole Damiano ha detto ulteriori categorie, ha messo queste, per esempio ci sono i verniciatori, ma ce ne sono anche altre senza dubbio. Tra l'altro è un lavoro che è dannoso alla salute e purtroppo ci sono persone che poi anche si ammalano perché non tutti hanno la fortuna di stare in aziende dove ci sono tutte le cautele possibili, mettiamo anche gli artigiani eccetera. Sì, c'è un tema a margine per valutare anche questi aspetti. Noi chiediamo, innanzitutto c'è un problema di carattere generale, cioè noi sosteniamo che c'è comunque un tema dell'allargamento indefinito non può andare bene per nessuno. Poi c'è il tema dell'individuazione dei lavori gravosi, cioè, oppure pericolosi, dove c'è appunto un riconoscimento o dei lavori, perché in usuranti. realtà la logica, guardate, se su questo argomento qua, è che noi sulla previdenza facciamo in vari momenti, è stato fatto operazioni di carattere finanziario che non tenevano conto della reale, diciamo, situazione, perché si tende, io sento molti commentatori che ancora oggi, quando parlano dei costi della previdenza, mettono assieme anche i costi dell'assistenza. E quindi è chiaro che poi a questo punto quando si dice costa tot, si mette assieme cose che non possono stare assieme e poi è evidente che prevale una logica di risparmio. Ho detto prima, sono interessati meno di 14.000 lavoratori su questa operazione, è chiaro che non è una soluzione del problema. Adesso il nostro telespettatore pone un problema che riguarda una categoria professionale indubbiamente diciamo che ha dei particolari. Ieri a Venezia c'erano dei rappresentanti dei lavoratori che anche loro sono venuti a rappresentare. Bisogna mettersi con un'attenzione molto più forte, per quello io invito anche questo telespettatore a venire alla manifestazione di Torino, di prendere contatto con le sedi dello SPIO della CGIL per venire anche lui a protestare. Noi stiamo sostenendo che c'è bisogno di un allargamento di questa platea, poi ovviamente non sarà possibile estenderla
a tutti, eccetera, siamo consapevoli, però è evidente che... Però effettivamente l'aver ampliato queste altre 3-4 categorie vuol dire che in qualche modo si sono resi palesi, per cui bisogna in qualche modo essere rappresentativi e rappresentati, altrimenti certo, non si fa parte dei giochi, certo. purtroppo. Andiamo in pubblicità di nuovo, poi ritorniamo con voi insieme.